Quindi adesso ci rivestiamo e poi vediamo di decidere dove andare, insomma. Oh, là. Bene. Sono stato fermo parecchio, però ho sistemato un po' di cose, ho sistemato le telecamere, ho sistemato la telecamera sul manubrio cambiando il supporto, ho montato un altro supporto della Piggytech sperando che questo non si rompa. Non ho fatto le consuete prove di registrazione audio video, di test, però va bene. Abbiamo impostato come nuova direzione Monte Bondone, che non l'ho mai fatto e proviamo a farlo, visto che ci sono 22.689 strade diverse per farlo. Ne ho impostata una, vediamo com'è, lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo sono le 10:35, siamo in zona Trento e la temperatura è ancora bassa ma buona al sole, però io non mi sono lasciato convincere, ho aggiunto la seconda maglia termica, sempre della Decathlon, quindi ho sotto una maglia molto tecnica di quelle traforate e come seconda maglia ho messo un'altra maglia tecnica sempre della Decathlon, però non traforata. Ora vediamo, questo dovrebbe migliorare parecchio la protezione termica, perché sulle braccia, che è tutta traforata, avevo veramente molto molto freddo. Blue Tesla, se ne cominciano a vedere parecchie in giro. Sì. Di Trento è molto molto bella e noi proseguiamo il nostro super giro. Il panorama è molto molto bello comunque, assolutamente. Trento è bellissima, Monte Bondone via Sardagna, Monte Bondone via un'altra, quindi le due strade per andare a Passo Bondone. Noi ne abbiamo scelta una che sembra essere quella più bella, insomma, sembra essere quella più bella. Accendiamo anche la seconda telecamera. Iniziamo a registrare. Questo pezzo mi sa di strada che l'abbiamo fatto quel giorno già con il gruppo dei motociclisti. Sì, sicuramente è un pezzo molto bello di strada, assolutamente, con molto guidato e molto veloce, che è tutto a senso unico, quindi, o meglio, ci sono carreggiate separate. Questa va dritta a Riva del Garda, di Campiglio Riva del Garda, noi facciamo Monte Bondone e poi vorrei da Monte Bondone scendere verso il lago. Sono già le 10:41, è tardi, però con la scusa che probabilmente non mi fermerò a mangiare a pranzo, dicevo che mamma mia che cazzo di panorami. Secondo me sul Monte Bondone trovo la neve. Andremo alla seconda uscita, andiamo a sinistra e saliamo. Dicevo che da Monte Bondone vorrei poi andare verso il lago di Garda, ma non lo so se ce la faremo con i tempi, adesso vediamo. Probabilmente, dicevo, recupererò non girando, cioè o meglio girando a pranzo e non fermandomi a pranzo. Tanto ho mangiato un Krafen alla crema che non era granché, però sicuramente mi ha dato l'energia sufficiente e quindi questa sarebbe l'idea. La strada è veramente stupenda, ma oggi l'avrò detto 648 milioni di volte che la strada è stupenda, che il panorama è incredibile, ma cosa devo dire? Guardate che curve, che panorami e che cose, solo che la temperatura sta calando velocemente, mediamente cala 1 grado ad ogni tornante. Ho già visto brina in alcuni punti e sbriluccicare la strada, ovviamente, quindi guarda che roba, c'è da preoccuparsi sicuramente grazie navigatore, c'è da tenere sicuramente attenzione per il ghiaccio
per la strada fredda e ghiacciata, quindi sto veramente molto attento, non sto tirando. Ma questa strada devo tornare a farla assolutamente in un altro momento, ma pazzesca, ma è pazzesca veramente questa strada. Se non mettono 64 velox qui, secondo me la gente ci viene a fare le gare. E pazzesca. Pazzesco. Oggi voglio il pazzesco counter in questo video. Stupendo e pazzesco. Pazzesco e stupendo. Secondo me hanno già anche buttato giù il sale. Guarda, vedo delle striscioline bianche al centro strada, che potrebbe essere. Intanto ogni tanto butto l'occhio sul navigatore e cioè guarda che non credo che riusciate a vederlo, che si riesca a vedere dalla telecamera. Un budello sta strada, meraviglioso. Sì, hanno messo il sale. Hanno messo il sale. Gradi e saliamo. Ci sono anche i cordoli, quindi vuol dire che sicuramente, se non sbaglio, c'è una gara di risalita che si chiama la Trento Bondone. Sta sensazione, fa anche rima. Intanto cerchiamo di mantenere le manine in funzione e proseguiamo. Sto giro veramente devo venire a farlo in macchina, ma anche in questo periodo. Chissà, magari se arrivo a 5 like perché questa è l'attuale situazione del mio canale, fa morire da ridere. Ho cominciato a fare il canale l'altro giorno e praticamente ho 0 quindi se arrivo a 5 like, faccio come tutti gli youtuber fighi, no? Se arrivo a 5 like vi faccio un video con la macchina, così. Perché come dicevo prima, in macchina hai comunque 4 ruote, quindi anche se trovi un po' di ghiaia, strada sporca o del ghiaccio non è un problema, perché hai 4 ruote e 4 ruote con l'ABS funzionano meglio di 2 ruote con l'ABS. Stupenda sta strada, sì. Stupenda e pazzesca. Le mie parole preferite di questa giornata e chissà anche delle future. Intanto noto che il supporto della PicTech sembra vibrare meno dell'altro. Forse sono stato sciocco io che lo avevo stretto poco. Adesso questo l'ho stretto a morte, come si dice, e sembra vibrare meno. Sto andando molto piano perché la strada è molto sporca. Comunque sul Monte Bondone c'è la neve e quindi troviamo la neve in moto. Potrebbe essere il titolo del mio video. Trovo la neve sul Monte Bondone in novembre.
comunque, considerato il fatto che c'è il sole, cambia tutto, perché siamo abbastanza in alto arrivati, e adesso non so di preciso a che altitudine siamo, ma non siamo bassi, siamo parecchio alti, e però non fa freddo, ci sono 6 gradi nonostante ci sia la neve. Qua 1650 metri, direi che ti ci puoi fermare, insomma.